Il 2 di novembre segue lo sciopero generale del personale sanitario, infermieristico e generale. Stanchi, demotivati e stressati per il super lavoro cresciuto esponenzialmente con il Covid, gli infermieri veneti del Narsinap, sindacato con base a Treviso, sono pronti a una giornata di sciopero dopo la manifestazione di pochi giorni fa al Circo Massimo di Roma. Presenti diversi operatori del territorio rivendicano nuove assunzioni, un contratto separato e la possibilità di un adeguato recupero psicofisico. Carichi di lavoro vertiginosi e anche di rischi lavorativi correlati. Infermieri sempre in prima linea, definiti eroi talvolta non senza retorica. Simona è infermiera a San Bonifacio nel Veronese, qui ha lavorato in terapia intensiva nei mesi duri della prima ondata, adesso la speranza è soltanto una. Il rischio di nuovi contagi è all'ordine del giorno, è in aumento e la paura tra gli operatori sanitari che si ripresenti un'altra recrudescenza come l'inizio dell'anno è altissima. E dal fronte arriva l'appello a indossare la mascherina, parola di infermiere. I dispositivi di protezione individuale servono.